Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento e oggi Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, nonché deputato uscente al Parlamento regionale siciliano. Ecco, vorremmo fare con lei un po' una chiacchierata, in particolare sulle cose fatte e realizzate in questo primo anno di sindacatura al Comune di Montevago. Le problematiche sono tante, ma l'onorevole La Rocca Ruvolo sicuramente, grazie anche alla sua esperienza parlamentare, è riuscita anche a risolvere tante cose a Montevago. Come va a Montevago, sindaco? Ma penso, questo bisognerebbe chiederlo ai miei concittadini, e credo che in questi 15 mesi di lavoro abbiamo cercato di massimizzare al meglio energie sia economiche che politiche che amministrative per cercare di risolvere alcune questioni. Penso il risultato evidente sotto gli occhi di tutti riguarda la raccolta differenziata, quindi abbiamo fortemente potenziato, siamo al 70% di raccolta differenziata, abbiamo iniziato da novembre dell'anno passato e devo dire anche con un risparmio per i miei concittadini che si sono visti abbassare la bolletta della Tari del 17%, quindi con una media di 50 euro a famiglia e di circa 300 euro per ogni attività commerciale, che visto nel panorama di un piccolo comune, perché comunque il mio è un comune di 3.000 abitanti, sicuramente è un risultato tangibile, evidente, al netto poi del fatto che funziona bene la differenziata, quindi le iniziative prese con Corepla, con Comieco, eccetera, hanno dato anche i loro frutti, per cui quello che risparmieremo e quello che ci verrà diciamo di ritorno per la raccolta della plastica, della carta, sia pulita che sporca, eccetera, verrà reinvestito nei servizi che verranno dati ai cittadini. Quindi questo per quanto riguarda la raccolta differenziata. È un dato che può aumentare ancora? Ma noi l'obiettivo è portarlo all'80%, peraltro è partito l'Aro, quindi con Santa Margherita, stiamo lavorando in tandem col comune di Santa Margherita e questo è un ulteriore risultato raggiunto. Insieme stiamo aspettando l'autorizzazione regionale, abbiamo già mandato il progetto, il CCR, in modo tale che abbiamo un centro comunale di raccolta unico per Montevago e Santa Margherita che ulteriormente aiuterà a raccogliere differenziando e la raccolta, l'obiettivo che abbiamo è la raccolta dell'umido senza andare più al centro di compostaggio. Quindi diciamo che abbiamo avviato un circuito e un percorso virtuoso che ha già dato in un anno i primi risultati. Ecco, parliamo di acqua, un argomento sicuramente particolare. Abbiamo visto recentemente lei ha preso una posizione importante in seno all'ATI, mi riferisco anche al Consiglio, a quello che è stato il parere dell'avvocato di Palermo, insomma, dello studio di Palermo, in merito a una possibile scioglimento per le tante mancanze di dirigenti acque. Ma la vicenda dell'acqua è per la nostra provincia una delle questioni più scottanti, credo che investa tutta la provincia, nessuno di noi è, diciamo, esente dal problema. Per quanto riguarda in seno all'ATI è unanime l'idea di tutti, è 43, ma ovviamente i 27 che abbiamo ceduto le reti siamo quelli poi parte in causa, di andare verso una rescissione del contratto e abbiamo chiesto un parere per capire come muoverci. Come risultato di questo parere, Mazzarella, sì, lo studio Mazzarella ha dato il parere. Come muoverci, siamo partiti con una commissione di sindaci. Io rappresento i comuni più piccoli perché il mio è poi ci sono i comuni grossi, Favara, Canicattì, Porto Empedocle, insomma siamo 5 sindaci, Ribera, che come commissione dovremmo raccogliere tutte le inadempienze del gestore per capire quali sono e di che portata sono le inadempienze, perché purtroppo noi ci troviamo sempre come un cane che si morde la coda, perché quando andiamo dal gestore a dire così non va bene, o il discorso dei distacchi, il discorso dell'acqua non potabile, il distacco della fogna e tutte le problematiche che conosciamo, io lo dico perché il
il mio comune l'anno passato a gennaio ha avuto questa triste vicenda di 50 giorni di acqua non potabile, al netto di questo disservizio poi il gestore cosa ti dice? Ma non sono io, non te la devi prendere con me perché io gestisco le reti, non vendo acqua, e quindi ti trovi un'altra barriera davanti. Allora le inadempienze, lo dico da questi microfoni, le inadempienze riguardano proprio le inadempienze del gestore, non l'acqua non potabile, perché ci dirà nuovamente non è un problema mio, che poi vorrei dire non è un problema mio, è un modo proprio anche semplice di liquidare la faccenda. Però tutto quello che riguarda la gestione delle reti, ecco, per tutto questo noi stiamo raccogliendo gli atti per poter formalmente poi investire il gestore di una responsabilità reale che ha. Detto questo, io sono andata a questo incontro che si è tenuto a Favara in una parrocchia per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini, e con il presidente sia con il presidente dell'ATI che c'era in quella occasione, sia il presidente col gestore, insomma, e ho sentito delle cose che a mio modo di vedere... Campione, sì, c'era presente Campione, sì, non col so presidente Campione. Abbiamo seguito quella successiva. Esatto, io ero stata alla prima e poi non sono più andata, anche perché era una cosa locale. Certo. Però le problematicità evidenziate per Favara valgono per tutti i comuni. Benissimo, il problema di non staccare, di non cambiare i contatori, cioè loro hanno applicato un criterio univoco, non dando al cittadino la possibilità di replica. Allora il cambiare i contatori nel mio comune è accaduto senza che il cittadino, l'utente, fosse messo a conoscenza, questo non è possibile. Altra cosa, il distacco dalla fogna, e per questo io ho fatto ricorso al TAR, ma l'ATI si è mossa alla stessa maniera per impedire che vengano staccate, e lì il gestore si è fermato. Detto questo, ci sono tantissime altre situazioni che vanno affrontate, e queste situazioni sono tutte legate alla cattiva gestione in qualche maniera di questo servizio. L'altro problema, loro lo hanno detto a Favara, io mi auguro ora che lo applichino, il fondo FONI, perché fino ad oggi il fondo FONI non era utilizzabile per i soggetti che erano morosi o che avevano il distacco del contatore. Ora loro che tra l'altro è una bella somma. Una somma, esatto. Credo sia qualche milione di euro. Io ho l'elenco di tutti i comuni, ed essendo dicembre non si spendono questi soldi che sono destinati alle utenze, ricordiamolo, le utenze più in difficoltà, c'è un fondo, ogni comune ha una risorsa e può destinarlo. Se entro dicembre non vengono spesi, questi soldi se li intasca Girgenti Acque, quindi invitiamo i comuni a farne richiesta. Perfetto. Scusi che l'ho interrotta, ma volevo precisare. Sì, no, ha ragione. Invitiamo i comuni a farne richiesta, anche perché, dico questo, nel caso specifico il mio comune ha avuto assegnata la somma di 8.500 euro. Io ho già fatto l'avviso, ho già invitato i cittadini a fare richiesta, e poi ovviamente in base alle richieste che arrivano avverrà una ripartizione, e questo ok. Però io questa volta insisterò e vorrò vedere se manterranno quello che hanno detto a Favara. Anche chi ha il distacco deve avere il recupero della rete, e nello stesso tempo la bolletta deve essere in qualche maniera diciamo così calmierata dalla somma che verrà data. Quindi questa è un'altra risorsa su cui fino ad ora non era così chiaro, insomma. Quindi per essere chiara, molti percorsi l'ATI li sta portando avanti e stiamo andando avanti. Purtroppo il percorso è piuttosto lungo, e quindi il cittadino che subisce il disservizio non capisce fino in fondo, e io lo comprendo benissimo, perché quando in una famiglia non c'è la possibilità di aprire il rubinetto e trovarsi l'acqua corrente, questo già è un disservizio. L'altro problema che noi vogliamo risolvere a breve, peraltro lo abbiamo messo nel nuovo statuto, non aspettando ancora quello che viene dall'autorità nazionale, ma che comunque va in questa direzione, è quello di dare, così come prevedeva la legge regionale, la legge 15, di dare i 50 litri a persona, perché l'acqua è un bene assoluto, non puoi privarne
è di sopravvivenza, è un bene primario per Certo. l'umanità, quindi non ci si può privare così. Allora dare 50 litri anche ai morosi, 50 litri a famiglia. Però anche qui, quando diciamo morosi e con una ISEE basso, perché se io sono morosa potendomelo permettere, quello è un altro Certo, discorso, logico, insomma, chiaro. quindi mi sembra diciamo, ovvio. un sindaco, tu di sindaco che ti vedi arrivare tante richieste, bisogna fare una scrematura, una selezione, chiaramente dando priorità ai ceti meno ambienti, è chiaro, no? Infatti nell'avviso che io ho fatto, che noi come comune abbiamo fatto proprio una settimana fa per il fondo Foni, abbiamo messo un limite di 7.000 euro per quanto riguarda il rilevatore ISEE. Però è ovvio che se io ho più, chi arriverà prima, se magari saranno 50 le domande con Certo. 5.000, è ovvio che quello da 7.000 non ci arriveremo, insomma, Invece a per ciò tenerlo. che si era paventata l'idea di bloccare le fogne, su questo, Su questo noi siamo stati, io a sono... parte che le sentenze che ci sono state. Sì, ci sono state varie sentenze e lì il gestore ha dovuto un attimo fermarsi. Io ho seguito un po' le indicazioni del sindaco di Grotte, perché già il sindaco Paolo Fantauzzo l'aveva fatto. Io, quando è arrivato nel mio comune lo stesso diciamo, tono da parte del gestore, ho proceduto con lo stesso legale e ho impugnato diciamo, questa disposizione. Sto aspettando che il TAR si pronunci, ma l'ATI, ripeto, ha fatto la stessa identica cosa. Bene, io vorrei andare avanti e un altro aspetto importante che devo dire che è andato a buon fine, cui lei si è impegnata particolarmente, ricordo la fiaccolata che è stata fatta a proposito, ecco, ricordiamolo, dell'avvertenza dei lavoratori dei Calcestruzzi Belice, e quindi ricorda la fiaccolata, è intervenuto il cardinale, ecco, diamo anche merito di un impegno anche suo, oltre che agli altri chiaramente. Allora, questa della Calcestruzzi Belice lo dico veramente con una grande gioia nel cuore, è una vicenda su cui tutti avevano scritto la parola fine e siamo riusciti tutti insieme, dal sindacato, quindi questo va detto, dal sindacato di categoria all'autorità locale, ai politici che sono intervenuti, al cardinale Montenegro e all'agenzia, perché il cambio dei vertici non è stato di poco conto. Io questo lo voglio dire e mi dispiace se qualcuno si sente leso o toccato, ma il cambio dei vertici all'agenzia regionale dei beni confiscati ha fatto sì che l'esito prendesse un'altra... Qualcosa insomma è cambiato. Ha modificato moltissimo. E ridare intanto, questo deve essere chiaro, ridare il posto di lavoro ad 11 dipendenti. Un padre di famiglia si è nuovamente riabilitato, se diciamo così spesso nella nostra Costituzione che il lavoro questa è una repubblica fondata sul lavoro, noi oggi dovremmo dire che la nostra non è quasi una repubblica, perché il primo punto, e lo dico qui anche da deputato regionale uscente e da candidato alle prossime, il primo punto è investire sul lavoro, e il lavoro non è fatto né per i giovani meno giovani, il lavoro deve riguardare una fascia di popolazione che va dai 18 ai 60 anni, perché non è possibile che un padre di famiglia a 50 anni si ritrovi senza lavoro e si senta dire: ma che cosa vuoi a 50 anni? Cioè a 50 anni non è la vita persa, si ricomincia a 50 anni, ci si rimette in gioco a 50 anni, certo. Io altrimenti dovrei proprio sparire dalla faccia della terra, insomma. Quindi per quanto riguarda la Calcestruzzi Belice, per me il punto più importante ovviamente è stato questo. Ora però devo dire, ho dialogato con la nuova responsabile e stiamo facendo in modo che anche i terreni che erano dei fratelli Cascio e che sono in disponibilità possano essere affidati al comune, che a sua volta li affiderà a cooperative di giovani, di persone che lavorano la terra, perché peraltro io vengo da un paese prettamente agricolo che basa la sua economia su l'agricoltura, uliveto e vigneto è diciamo la peculiarità del posto, e questi sono proprio degli uliveti, e io mi auguro che vengano assegnati al comune, perché poi il comune li possa fare gestire a cooperative di giovani e meno giovani per portare un risultato anche concreto
momento di cura del territorio, perché nel momento in cui le coltivazioni funzionano, il territorio, l'occhio ne gode, insomma, oltre Comunque che la dico, casa. alla fine i lavoratori hanno ripreso il loro posto, il lavoro, l'azienda è regolare. Sì, e da circa 15 giorni è arrivato anche, perché loro era stato tolta l'autorizzazione all'estrazione, da una quindicina di giorni hanno avuto anche l'autorizzazione, è ritornata l'autorizzazione e quindi possono continuare a lavorare, perché le scorte ovviamente si stavano esaurendo, quindi a pieno regime sta lavorando. Devo dire, questo va detto, lo dico da questi microfoni, è anche l'aiuto di Libera. Noi con Don Luigi Ciotti abbiamo fatto questa campagna anche insieme. Lui è venuto nel mese di agosto a salutare i lavoratori e ha dato una data in cui ritornerà, faremo in modo di fare un convegno e poi di rivedere un po' tutta la problematica e capire a che punto siamo, il 10 ottobre. Quindi il 10 ottobre per una giornata sarà a Montevago. Anche al Cardinale che ha offerto... Sì, Don Franco Montenegro, che ovviamente davanti a questo problema dei lavoratori è stato presente alla fiaccolata, è venuto anche lui, mi pare, nel mese di luglio, quando i lavoratori hanno fatto un momento di ringraziamento per quest'esito. Insomma, lui è venuto e ha potuto constatare con i suoi occhi come la potenzialità di quel luogo. Questi sono momenti della fiaccolata. Esatto, sì. esatto. E va detto anche che la potenzialità, ed è il motivo per cui tutti ci siamo impegnati, qui voglio ricordare Vito Baglio per esempio con il sindacato, ci siamo impegnati, la CGIL con Massimo Raso, ecco. Il motivo per cui ci siamo impegnati è proprio quello di dire ci sono 50-70 anni di lavoro, di capacità estrattiva di questa cava. Ci sono i locali che si parla di 1000-1500 metri quadri di uffici, di locali bellissimi. Allora, su tutto questo bisogna far passare il messaggio che lo Stato è attento ed è disponibile ad un lavoro di investimento sul territorio, perché non può passare il messaggio che i nostri territori sono territori impregnati solo di malavita e di mafia. Certo. Lei poco fa l'ha accennato, vorrei fare anche un cenno alla seconda parte di questa nostra intervista e dire che Margherita La Rocca Ruvolo è stata 5 anni fa eletta nelle liste dell'UDC all'Assemblea regionale. Ecco, facciamo anche è stata la prima volta, facciamo anche un bilancio, una sintesi di questi 5 anni, come ha vissuto insomma questa esperienza di parlamentare regionale. Ma io devo dire, io ho applicato a me un motto: molti ti ameranno per quello che sei, altri ti odieranno per lo stesso motivo, fattene una ragione. Ecco, io sono una persona molto diretta, sono una persona molto schietta, ho basato la mia vita all'insegna della lealtà e del senso della responsabilità personale. Se una cosa non va bene non posso dire è colpa di qualcun altro, è colpa mia se non ho fatto fino in fondo il mio dovere. In questa vicenda e in questa esperienza per me molto positiva, bella, perché comunque ogni esperienza, se vissuta con il verso giusto, è positiva, io devo dire che ho avuto modo di lavorare per il mio territorio, per la mia provincia. Io non mi sono mai sentita il deputato di una parte della provincia, mi sono sentita il deputato e la responsabilità di un intero territorio che va veramente da Montevago a Licata, tanto per essere chiari, e che abbraccia i 43 comuni di questa provincia. Alcune cose, ho lavorato per tante cose, alcune sono andate a buon fine, altre ovviamente mi sono dovuta arrendere e non è andata così. Quando dico a buon fine, tanto per partire dalle cose positive, dico per esempio il finanziamento per la messa in sicurezza della cattedrale come manufatto. Quegli 800.000 euro, non ne rivendico la paternità per modo di dire, ma sottolineo proprio la testardaggine, la caparbietà che mi hanno caratterizzato assieme all'ufficio diocesano beni culturali nella figura di padre Giuseppe Pontillo e del suo staff. In un momento in cui l'assessorato alle infrastrutture ha avuto come assessore l'assessore Giovanni Pistorio.
l'impegno dell'assessore Pistorio e questa meticolosità di seguire passo passo tutto l'iter ha portato al finanziamento, e quindi io non potrò mai dimenticare il 30 dicembre, peraltro era il giorno del mio compleanno, il 30 dicembre dell'anno scorso, quando è stato firmato il decreto di finanziamento degli 800.000 euro, che aggiunti ad altrettante che metterà la diocesi, la curia, sì, serviranno per la messa in sicurezza del manufatto. Proprio ieri ho chiesto qui all'Urega per capire, quindi stanno arrivando ormai addirittura d'arrivo le procedure, e ovviamente poi qui c'è il comune parte in causa con quello che è la parte che riguarda gli uffici comunali, e quindi credo che almeno questo risultato c'è, questo lavoro si farà. Poi che sul colle, sulla collina ci siano tutte le problematicità che tutti conosciamo e che purtroppo sono rimasti al palo per tutta una serie di situazioni che poi non sono manco più diciamo di mia competenza, perché io ricordo che molto spesso ai tavoli io sono stata esclusa perché non considerata una interlocutrice. Siccome io non amo andare dove non sono desiderata, certo, ho fatto tranquillamente a meno di esserci, insomma, ecco. Però per la parte, la stessa cosa per la via Piersanti Mattarella a Favara, quella è un'arteria fondamentale, quella era un recupero, la frana, ricordiamo quello che c'è stato. Lì peraltro io vado spessissimo a Favara, proprio andando verso il seminario di Favara, e lì non si poteva passare. Anche lì con l'assessorato alle infrastrutture e il genio civile nella figura del direttore Alongi, con insomma urgenza sono stati fatti i lavori. L'anno scorso è stata riaperta questa arteria, e voglio dire anche questo è stata una piccola briciola, ma in questo momento di crisi diventa un risultato. Stessa cosa per Caltabellotta, per esempio, è crollato un muro, anche lì. Quindi con l'assessorato alle infrastrutture la possibilità di dare risposte al mio territorio, e sono le cose che ho curato io, questo è avvenuto. E per altre cose non è stato possibile. Una pecca, diciamo, oggi tanto si parla, il precariato, no? Quella è un'altra nota dolente. Io nel mio comune ho fatto il piano delle assunzioni, perché prevedo proprio di stabilizzare con l'anno che inizia e con il nuovo segretario che ho da pochi giorni, essendosi liberate delle risorse per quanto riguarda i pensionamenti, e tenendo conto che un precario a 18 ore costa molto meno rispetto ad uno a 36 ore, e quindi posso raddoppiare l'assunzione dei precari. Il mio obiettivo è proprio la stabilizzazione di tutte quelle persone che possono essere stabilizzate, cioè le risorse che si liberano devono essere immediatamente impegnate. È un impegno che ho preso non da sindaco, da candidato sindaco, l'ho preso successivamente alla mia candidatura da sindaco, perché dovevo prima vedere le carte, dovevo vedere come funzionava. Non amo vendere fumo, se prendo un impegno farò e voglio con tutte le mie forze portare avanti l'impegno che ho preso. Se non riesco, con molta lealtà, non amo prendere in giro le persone. È un posto di lavoro, non puoi tirartelo alla lunga, perché la gente non merita di essere presa in giro. Onorevole, ecco, parliamo anche della parte politica. Lei ha deciso di ricandidarsi, il suo impegno è andato verso l'UDC di Cesa, che ricordiamo si è diviso dalla corrente centrista di Casini e di D'Alia, quindi appoggiate Nello Musumeci. Tra l'altro con Nello Musumeci c'è anche una certa comunanza nell'attività che avete fatto, perché lei è stata vicepresidente della commissione antimafia, Nello Musumeci è presidente della commissione antimafia, quindi questa ha maturato lei questa decisione. Ecco, parliamo di questo aspetto anche politico della sua candidatura, della sua permanenza all'Ars. Io la ringrazio di questa domanda che mi consente di fare chiarezza. Innanzitutto Galeotto è stata la commissione antimafia, nel senso che l'onorevole presidente Musumeci, presidente della commissione antimafia all'Assemblea regionale, è una persona molto schiva, quindi averlo conosciuto in aula per 5 anni, sempre presente, ha fatto una giusta e sana opposizione a mio modo di vedere, mi permetteva di osservare soltanto un collega deputato. Ovviamente da quando 2 anni e mezzo fa sono entrata in commissione antimafia e poi ho avuto l'incarico di vicepresidente, è ovvio che lavorare gomito a gomito mi ha permesso di vederne poi anche le modalità di amministratore di quella commissione, di politico, di presidente di quella commissione. E questo è stato una chance in più che mi ha dato l'opportunità di vedere proprio come
e di entrare in maggiore confidenza con lui. Io sono stata 5 anni fa nella lista dell'UDC, ho avuto questa opportunità come prima dei non eletti perché l'onorevole Firetto era nel listino, quindi andando a vincere il presidente Crocetta è scattato il listino e io sono stata immediatamente cooptata come prima dei non eletti. E questa è stata per me una grande opportunità. 3 anni fa circa, 2 anni e mezzo, 3 anni fa, comincia una scissione all'interno dell'UDC tra i vertici nazionali, e mi riferisco al presidente D'Alia e al presidente Casini da un lato e all'onorevole Cesa dall'altro lato. Noi come gruppo parlamentare all'Assemblea regionale eravamo circa 8-9 deputati e abbiamo, per una serie di situazioni locali legate anche alla maggiore presenza dell'onorevole D'Alia, alla confidenza con lui, al presidente dell'Assemblea regionale onorevole Ardizzone, optato per mantenere una posizione centrista e di restare con D'Alia, anche perché si aprivano anche delle trattative e delle opportunità di convogliare in un centro più grande questo Partito Popolare che ancora non vede la nascita, diciamo, la luce, con l'allora NCD. Questa sembrava una prospettiva allettante che poteva dare in qualche maniera respiro ad un'area di centro, perché, questo lo ribadisco, io sono nata con un'area di centro e resto con un'area di centro. Però in questi 2 anni e mezzo di fatto non è accaduto tutto questo, cioè, o quantomeno noi non ne abbiamo avuto per niente la percezione, è rimasto tutto invariato e a meno di un paio di mesi, a 4 mesi dal voto ci si ritrovava così un po' cosa dobbiamo fare? Faremo le liste con Alternativa Popolare, perché intanto era nata però Alternativa Popolare, ma non vedeva noi Alternativa Popolare, quindi un po' di, diciamo così, di poca chiarezza. La fusione non è avvenuta. Non è avvenuta. Quando però cominciò a presentarsi la possibilità che l'onorevole Musumeci si candidasse a presidente di questa regione, io da subito ho detto al mio gruppo centristi per l'Europa: guardate che io direi di cominciare a parlare con Musumeci, perché non andiamo verso Musumeci? Cioè, non è che non l'ho fatto capire o lo dovevo fare, l'ho detto chiaramente, soprattutto al presidente dell'Assemblea Ardizzone, Giovanni Ardizzone, con cui ho un ottimo rapporto, poi era sempre in Assemblea, quindi era il mio interlocutore principe. E già quando il presidente Musumeci è venuto a Porta di Ponte, parlo del mese di aprile-maggio, quando erano lontane le aggregazioni, erano lontane le coalizioni, era lontano tutto, io sono stata presente perché per la stima che ho nei confronti del presidente Musumeci. Quindi ad oggi la mia è una scelta quasi naturale, sarebbe stato innaturale andare a convergere verso la candidatura del candidato presidente Micari, ma non perché non riconosco assolutamente, non ho nulla nei confronti del rettore, per carità, però ritengo che una persona che fino a un giorno prima fa il rettore, ha fatto la sua campagna per essere eletto, non so se i suoi studenti tutti conoscano il nome, perché è talmente poco il tempo per cui lui sta facendo il rettore, che dico ora cambia, fa un'altra cosa, sono scelte, per carità. Però questo lo voglio dire, io una delle mie perplessità, per esempio, pensando sempre alla mia provincia e non avendo, forse sono troppo provinciale, magari mi si accuserà di questo, però pensando alla mia provincia io ho avuto modo di dire ai vertici: ma come vado nella mia provincia a fare una campagna, per esempio, per il candidato presidente Micari, se penso al CUPA? Dico, al consorzio universitario, che da questo rettore è stato ridimensionato o fatto sparire dalla pagina, diciamo così, degli Atenei, no? Io ricordo ancora quando Micari è venuto in assemblea qui a incontrare i giovani, alla sua prima uscita pubblica, e noi come deputazione, almeno io c'ero, ma c'erano anche i miei colleghi, eravamo lì in prima fila e lui senza, con molta schiettezza, che può essere anche condivisa per carità, ha detto che avrebbe chiuso l'università o molti corsi perché non poteva esistere per i debiti, per questo, in un momento in cui lì stai venendo a conoscere i ragazzi, cioè è stato anche imbarazzante questa uscita, un po' inopportuna, quindi voglio dire, oggi
oggi io mi metto nei panni di questi giovani, io non sarei andata a chiedere un voto per Micari, ma perché non amo essere linciata, insomma, ecco, quindi Micari qui magari in questa provincia lo ricorderemo per questa prima sua esternazione, che poi lui oggi ritorni e dica voglio recuperare, recupereremo i corsi, eccetera. Per carità, sarà anche vero, farà parte dei suoi programmi, magari lo attuerà, però io devo anche ricordare a me stessa, ancor prima che agli altri, quello che è stato e come è ridotto il CUPA. Quanti sono oggi gli studenti, quanti corsi ha Agrigento, e poi ricordo a me e agli altri, molte famiglie. E poi il nostro è un territorio difficilmente percorribile, difficilmente. Io da Montevago per venire ad Agrigento impiego un'ora e mezza, perché oggi peraltro ci sono pure i lavori in corso, ma a prescindere dai lavori in corso ci si impiega un sacco di tempo. Non parliamo poi del tratto Palermo-Agrigento, farlo oggi in questi ultimi 2 o 3 anni, che cosa vuol dire? Ci vogliono 3 ore per arrivare a Palermo. Allora quelle famiglie meno abbienti, perché non devono avere l'opportunità, come i figli di papà, di poter andare in una università, non dico sotto casa, ma raggiungibile facilmente, in una provincia che per viabilità lascia molto a desiderare? Quindi questo è l'interrogativo, perché poi in molti altri posti e in moltissime altre regioni d'Italia abbiamo università una dietro l'altra, non è che voglio dire distano centinaia e centinaia di chilometri, quindi e non parlo solo delle città grosse quali Roma, Torino, Milano, ma parlo anche di piccole, mi viene in mente per esempio Camerino, tanto per dirne una. Nessuno si sogna di togliere una risorsa e di togliere una opportunità. Ricordo che la cultura può riscattare questa terra, i giovani liberi possono fare la storia di questo nostro territorio. Quindi in quella occasione io personalmente non ho condiviso questa scelta che è stata fatta. E quindi oggi più che mai dico, le motivazioni che mi hanno spinto a seguire l'onorevole Musumeci nascono dalle premesse che ho fatto. Ne sono convinta perché lo ritengo una persona all'altezza della gestione della macchina amministrativa regionale, so che ha delle potenzialità ed è una persona diciamo, che ha un grande carisma, oltre ad avere una grande determinazione, e anche ha mostrato come presidente della provincia di Catania di sapere fare bene, e quindi queste sono le motivazioni. Bene, noi ringraziamo l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, abbiamo voluto fare un po' una chiacchierata sulle cose fatte come sindaco di Montevago, ma anche in prospettiva una sintesi di ciò che è stata la sua presenza di 5 anni al gruppo parlamentare dell'Ars dell'UDC, e noi gli auguriamo che possa continuare sinceramente il suo lavoro e che venga rieletta. Grazie onorevole, buon lavoro, grazie ai nostri telespettatori, ricordo sempre TVA sul digitale terrestre 92 e in streaming sul sito televideoagrigento.tv, la trasmissione sarà caricata anche su YouTube. Grazie, una buona sera e grazie ancora a lei onorevole, buonasera e buon lavoro. Grazie.